Fiosse, Fiossi, bentornati in questo nuovo video e bentornati sul canale. Oggi vi portiamo qua, Casera Alberghet. Adesso facciamo un salto nel passato e vediamo come siamo arrivati. Simore, dai che andiamo, go go go! Simore, dai che andiamo, go go go! Fiossi, questo è il vostro Gianlu del passato e come vi dicevo, vi diciamo dove siamo partiti. Qui siamo in località produttiva Ansogne, all'incirca sono 16 km dopo Longarone. Prendete sulla destra e arrivate qui in zona industriale, c'è un comodo parcheggio e da qui dietro di me parte la nostra camminata per arrivare a Baita Alberghet, Casera Baita Alberghet. Andiamo via, Simone, go go go! C'è un bel bivio, di qua si va al bivacco Baroni, giù di lì volevamo fargli vedere al ritorno l'altro ponte di Macchietto, ma c'è scritto che il sentiero è chiuso perché il ponte deve essere crollato, ma che vada, ci fermiamo dopo in macchina e noi andiamo su di qua, che c'è un bel sentiero che indica Casera Alberghet. Il primo tratto di sentiero si sviluppa tutto in salita lungo una dorsale interna e tiracchia abbastanza. Sulle descrizioni c'è scritto passeggiata comoda e rilassante. Bene, ogni tanto c'è qualche segno del sentiero. Dai che qua piana appena appena, tira sbaiton fioi, tira baiton.
Comunque il sentiero, oltre all'aspetto negativo che tira sempre e comunque costantemente con brevissimi tratti in falsopiano, è sempre ben segnato da bollinatura sugli alberi e oltretutto ben pulito dagli schianti, come potete vedere è tutto libero, quindi a parte la fatica si procede in scioltezza. Niente, teoricamente qua a questa altezza qua, a 1200 metri, quindi circa dopo 2 ore di camminata e 580 metri, 600 metri di dislivello, tutti in tirata unica, ci dovrebbero essere i ruderi della casera Prade Federa, ma probabilmente sono finiti sotto questi schianti, quindi adesso magari recupero una foto da qualche parte per farvi vedere come dovrebbe essere. Quindi continuiamo per il sentiero e andiamo verso la casera, che è la nostra destinazione. Circa 3 ore scarse, metri di dislivello non si sa, ve lo dirò alla fine. Siamo arrivati sui prati della casera Alberghet. Guarda che posto, guarda che posto, fuori dal mondo. Sì, i posti che piacciono a me, imbucati, poco frequentati, tranquilli. Adesso andiamo a vederla dentro. Casera Alberghet. Spumeggiante! Gigi Corrado, l'uomo non inquadrabile, però è un figo di amico Corrado, super mega fotografo. Mio amore Lelo, io questo perché non bevo, che beve i succhini alla frutta. Il frullato alla mia fragola e mirtillo. Bene, salutista. Offre oggi la cucina del bivacco: paninetto con le olive, filo di maionese, melanzane fatte in piastra, prosciutto di Praga e pomodorini con l'origano. Sì, amore. Va bene, una volta rifocillati è giusto arrivato il momento di andare a visitare la casera dell'Alberghet. Qui è indicata anche una sorgente qua a destra, ma come avete visto arrivando c'è un bel torrente, quindi o da una parte o dall'altra si trova l'acqua. Entriamo e vediamo. È una caseretta un po' buia perché non ci sono finestre, molto coccola, è fornita di 2 letti a castello. Le condizioni dei materassi sono un po' discutibili perché sono un po' ammuffiti e qua e là, però vabbè. Una bella tavola, sedie, 2 stufe, stufa più stufa economica. Qua un po' di piatti, un po' di bicchieri, una lampada, solite robe da casere insomma. Posate, qua è vuoto, comunque è molto carina. E come sempre stampatevelo in testa. Qua c'è la preghiera dell'ospite, che se volete fare un fermo immagine ve la leggete.
All'interno ci sono 11 gradi, fresco, si sta da Dio, si sta da Dio. E poi fuori un po' di panorama. Guarda come. Effettivamente il cartello non mente, a pochissima distanza dalla casera c'è una bella fonte d'acqua che sgorga esattamente da dentro la montagna e quindi presumo sia abbastanza affidabile. Adesso carichiamo un po' di acqua e torniamo a ciaccolare in casera. Insomma abbiamo fatto 3 ore in compagnia con la Sara. Sara mica montanara. Adesso con Corrado e la Consuelo torniamo indietro. Giù, verso giù. Ah, Corrado niente, non può apparire su lì. Ciao! Capriolo, Stambeco, Camoscio, boh, carino però, piccolo. Lo lasciamo qua. Un'ora e mezza dal bivacco, dalla casera, ritorniamo sul sentiero principale all'incrocio e abbiamo avuto conferma dalla Sara che il ponte per Macchietto è out of work, è stato buttato giù, quindi è inutile andare giù per vedere i 2 piloni. Adesso da qua torniamo quindi per Casera Valmontina e il ponte tibetano. Qua ci sono... Ah, per fare le gare con le palline, beh. Ci sono le palline, quante ce ne sono? Una? Aspetta che adesso spago tutto, aspetta che c'è papayetta.
Ovviamente ci sono due partenze, ci vorrebbero due palline per fare la gara, quindi No, già non ci siamo persi un pezzo. bisogna prendere due palline. Giallo, guarda. La butto qua. No. La butti? Ah, ciao notte, qua c'è Butto qua. cade là. Corrado. Viene fuori sui piedi di Corrado. Ciao notte, vabbè. Prima non lo sapevo, adesso lo so. Oh, bello, anche questo. Attrezzato per i bambini per divertirsi, figo. Fiossi, siamo tornati in parcheggio e da sotto questa stupenda palla eolica molto paesaggistica. E diciamo che sono sugli 8 km e mezzo, 840-850 metri di dislivello. Straordinariamente colpito per la pulizia di questo bosco e della casera, quindi abbiamo trovato tutto pulito. Sappiate che non potete essere i primi a sporcare, perché se è tutto netto adesso all'11 di 11 di maggio, se poi trovate sporco vuol dire che ci stai sporchi. Sempre bello trovare gente come la Sara in questo caso, che abbiamo fatto ciacole, parlato di varie gite qua e là, escursioni. È bello trovare la gente in montagna, ma non la gente che viene in montagna e basta, gente che ama la montagna e che viene a visitarla. Quindi lasciate sempre pulito. Dopo questa paternale del cazzo, vi saluto, vi salutiamo e andiamo a bere su un'ombra. Ci vediamo la prossima volta. Ciao Fiossi, ciao Fiossi.